Saluto a tutti, oggi siamo in Castello di Sulzo, in suo studentato occupato. Siamo venuti a presentare del suo primo laboratorio di lingua sarda. Andiamo a intendere questa cosa est. Le attività sono strutturate in un corso scritto e un laboratorio di fuedara orale in Areuso. Noi vogliamo donare ai studenti isainas per scrivere caligrafia validare del sardo. Dunque, noi abbiamo donato isainas, le regole grafiche comuni, e in particolare comunas e suas propostas che dove funti in Sardegna proseguias che funti sa lingua sarda comuna e sa regolas de sa norma campidanesa de sa lingua sarda che mancai c'è un disaccordo nell'auso a pizzo de calli sardu imperai per assumere che sa regolas graficas de cosa da propostas maggioritaria sono funti praticamente smattessi, dunque non so parte dei noi, poi cercare di cominciare a donare isainas a chi ne so accostare a sempre del sardo, fuedau e finta da scritto. Già poi fai una varietà di attività, di giochi, a regionare impari e poi provai a imparare questa lingua e a fuedare senza de pensare a su chi si offendi. Poi agattai un modo differente rispetto a questo didattico che ho sempre imparato in scuola o in altri luoghi che magari no, è una cosa me da facile a agattai modus per non arrosci sa gente, no? Non sono avanti e spicciocco senza tratando su imparare questo binti vuello, su che mancai di torrasa domo di scarescisi. Ma io provai a fare qualcosa di diverso, non riuscivo, io sono finta se ita andata a vestire dei sconca in solo e dessa gana vinse chi antatenni. Noi è stato un progetto di importo umano, di cercare di creare un corso e un laboratorio di sardo, sia in sa parte scritta e in sa parte questionata, di sardo appunto, per ritenere come un progetto politico di Sadomo, tornare a fuori su sardo, da tornare a questionare, poi su sardo è stato ed è tuttora a me da escludio e sconsiderato in mezzo alle scuole e in questi studi ufficiali e istituzionali. Dunque, noi cerchiamo di tornare a questionare, a studiare, imparare a giovani e non certi giovani, poi cercare di tornare, appunto, di tornare un importo a questa lingua scarescia. Alessandro Mongili, sei usato a presentare del suo primo laboratorio di lingua sarda del suo studentato occupato. Qual è il senso di questa presenza tua in questo attività? Questa presenza te ne sentito prima di tutto per comprendere chi ne è, chi piga parte a questa cosa, a questo corso. Parti del suo studio che ha provato a pizzo del simpreo del suo sardo, soprattutto di commenti mai c'è un montone di gente in Sardegna che comprende il suo sardo completamente, ma non arrennesce da due questionari e te che ti arrescete a due questionari. Questo è un problema sociale ed è oggi a introdurre questo argomento, su questa regionata, a pizzo dei meccanismi sociali che si impedono a tutto su questionare liberamente sul sardo. Sia a livello di interazione quando si con i altri, sia a livello personale, delle emozioni che io interiorizzavo e che si accappiano. Manca di conoscere su sardo, non arrennesce su questione. Questa è una situazione strana, poi generalmente manca che uno conosca male l'inglese, può provare a questionare. Invece se con su sardo questo meccanismo che poi in lingua sono legittimata funziona, non funziona. Ma devo che tutto si veniva in noi, cosa che su sardo sono buono a due da quando si può nascere un brante ma non so buono a descrivere come ti dia da DPS. Spero con questo corso che mancai te poter fare in arioso uno passo avanti si iscrivendi di lavoro, potendo normalizzare come ti si narra, come ti si italiano. Devo impero si può nascere scetti su sardo,
in sa vita di ogni giorno andando a bottega, che stiamo con i amici o mancare con una picciocca, e più che tutto un domo, con mamma, babbo e sorelle mia pure. Beh, sono venuta perché intanto ero curiosa di vedere questa iniziativa, di capire in che cosa consistesse e poi perché sono interessata a migliorare l'uso della mia lingua, uso tra virgolette perché purtroppo ho un handicap importante rispetto a questo. Cosa ti aspetti da questo corso? E com'è il tuo rapporto col sardo? È un rapporto ambivalente perché a casa mia non si è mai parlato il sardo, quindi è un rapporto totalmente passivo purtroppo e spero appunto di poter invece riprendere a parlare questa lingua. Dico riprendere e non perché sbaglio una parola, ma perché penso che sia profondamente dentro di me questa lingua. Io ho acabado pure, si sei spaziato MEDA, in suo primo laboratorio di lingua sarda del suo studentato occupato de Castello. Una bella pensata di aderos, vosatrus, chi siete interessati, castiaisi sa pagina Facebook e benei esattopius che antavenne. E noi andiamo a sta vestigella che funte approntendo per questo primo dì. A Sibiri.